forte e le più ricche di pathos, di partecipazione politica, forze come quella che abbiamo vissuto nel 2016 con l'elezione del Doge in Palazzo Ducale, che è un grande momento storico, e questa vostra testimonianza, questa vostra partecipazione dà il senso della vitalità sociale, politica del popolo veneto. Ecco, la Repubblica esiste perché è sempre esistita nei nostri cuori, esiste perché l'abbiamo ricomposta con un maggior consiglio, con l'elezione del Doge, e dunque oggi la Repubblica Veneta è presente sulla scena internazionale. Noi agiamo come Repubblica, rappresentiamo la nostra storia, la continuità giuridica della nostra storia, e stiamo entrando in un grande conflitto internazionale con lo Stato italiano attraverso il Consiglio d'Europa, che abbiamo chiamato al giudice, al tribunale di risoluzione di questo conflitto politico storico con lo Stato italiano che non è una parte a cui noi abbiamo aderito, ma è soltanto il successore di altri occupanti, odiosi occupanti come sono stati i francesi, come sono stati gli austriaci. In virtù di questa occupazione nel 1866 lo Stato italiano ha ottenuto di poter occupare lui il territorio veneto. Non è venuto a forzarci la libertà, ma è venuto a sottometterci, a colonizzarci. Questa si chiama colonizzazione. Ecco, dunque questo è un momento importante. Ringrazio Milo Bozzolan che ci dà l'occasione per vivere questa cosa, con Floriano ovviamente, Silvano Viero, Presidente del Maggior Consiglio, che ci danno l'occasione per vivere questo momento qua. Milo Bozzolan come uno dei tanti patrioti, come voi che tenete le bandiere davanti alle vostre case, come voi che fate chilometri per venire qua su. Ecco, Milo Bozzolan, uno dei tanti come Domenico, adesso non mi ricordo il nome, Baccioli di San Stiniano di Livenza, come Achille Tramarin, come Giorgio Giurgas di Corfù, come Franco Corleoni di Bergamo, come Giancarlo Rini di Brescia, per citarne soltanto alcuni, ma sono tantissimi altri patrioti che hanno vissuto e combattuto in silenzio per questa causa. Milo Bozzolan è uno di questi, con i quali io non è che andassi d'accordo sulle prospettive politiche, come penso anche tra di noi possono esistere delle differenze, ma andiamo avanti verso la stessa direzione. E noi come Repubblica Veneta, come Dogado, come Maggior Consiglio, vogliamo assicurare, vogliamo essere i primi in questa lotta di ricomposizione e di ritorno alla libertà per la Repubblica Veneta. I Veneti devono tornare a essere liberi come lo siamo sempre stati, sono liberi spiritualmente, sono liberi di natura. Ecco, Milo Bozzolan è un patriota che ha dedicato parte della sua vita alla riscoperta della storia veneta e si è prodigato in tante attività venete. Era anche lui un dragone, uno schiavone. No, schiavone. Dunque voleva far rivivere lo spirito di coesione della Repubblica di allora, il rispetto che si doveva avere per la Repubblica di allora. Quelli che portano divise si battono perché la Repubblica venga rispettata, eccetera. È uno dei tanti, volevo ricordare anche Pio Segato ovviamente, ma tantissimi altri patrioti che meritano di essere onorati e riconosciuti. Giusta l'idea di fare qui un giardino dei giusti, no? Di queste persone che hanno combattuto, che hanno pagato un caro prezzo della loro vita per questa nostra causa, per una causa di libertà, che non è soltanto per noi ma anche per loro stessi, perché essere veneti, combattere per la libertà, per la Repubblica Veneta, vuol dire battersi per il rispetto della propria identità, della propria dignità, della propria libertà e per il senso di giustizia che a noi credo sia molto caro. Ecco, non credo di dover
dire altro. Ti ringrazio di questa partecipazione e questa presenza. Siamo tutti uniti attorno a Leone San